Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Ci troviamo addirittura con l'expansion pack Città del Futuro. Allora, vediamo un pochettino. Dal sondaggio nel video di Far Cry Primal abbiamo notato che una buona parte degli iscritti vogliono tornare su SimCity. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, pronti a intraprendere una nuova avventura. Allora, vediamo di creare una nuova partita. Creiamo una partita, perfetto. Scegliamo uno scenario abbastanza, come dire, capiente per tutti. Vediamo un po'. Titan Gorge, Discovery Delta. Queste saranno sicuramente le due mappe aggiunte per quanto riguarda la nuova espansione. Allora, 10 città. Voglio il massimo delle città possibili. 16, 11, 16 Titan Gorge. Vediamo un po'. 14 città, questa terra deserta. Desolation, Vivian Woods. Vediamo un po'. Allora, vorrei scegliere questa ragazzi. Sicuramente è un terreno arido. È una mappa con un terreno arido, 14 città invece che 16. Però sicuramente lo scenario è un po' diverso da quelli che siamo abituati a vedere. L'arido paesaggio desertico è spaccato in due da una fila di vette montuose e scogliere. Il Saguaro River si snoda in una parte della regione, dissetando le città che bagna. Allora ragazzi, vediamo di provare questa mappa. Allora, come la chiamiamo? Non saprei. La chiamiamo Sandstorm. Perfetto, una regione pubblica. Tutti i giocatori di SimCity possono unirsi a questa regione. Mi raccomando, chiamiamola Sandstorm. Sì, Sandstorm, va bene. Mi raccomando ragazzi, cercate di unirvi il più presto possibile. Vediamo un po', regione, ok. Vediamo di andare avanti. Allora, ci sono le 14 città, 7 da una parte e 7 dall'altra. Vediamo un pochettino dove posizionarci. Allora, vediamo un po' dove posso posizionarmi. Ci sono ovviamente grandi riserve di minerali in tutta la zona. Come potete vedere sicuramente le zone vicino al fiume sono le più adatte per quanto riguarda qualsiasi cosa. Ecco qua addirittura c'è il fiume nel mezzo. Vediamo un po' quale potrei scegliere. Io vorrei vedere un po' questo. Ah, è perfetto. Petrolio. Mamma mia, possibilità di espansione, Saguaro River, perfetto. Diamo un'occhiata invece dall'altra parte. Vediamo questa vicina al mare. Sbocchi marittimi, sicuramente ogni postazione ha i suoi vantaggi. Petrolio, acqua. Sì. Allora ragazzi, credo di aver scelto, vedrò di posizionarmi in questa città, Oaksview, un'area rocciosa caratterizzata da scoscesi panorami mozzafiati. I sindaci vi troveranno a depositi di carbone e petrolio greggio per poter avviare una nuova specializzazione. Allora ragazzi, vediamo di reclamare la nostra cittadina. Rimangono 13 città, mi raccomando ragazzi, gettatevi alla ricerca quindi dei vostri territori. Ed eccoci ragazzi, benvenuti all'interno della nostra mappa. Come potete vedere ci troviamo in una zona abbastanza arida. Comunque ragazzi, tutti quelli che si vogliono unire alla regione è molto importante, devono essere attivi al 100%. Mi raccomando, cioè si devono collegare, non dico ogni giorno, ma almeno ogni 2 giorni si devono collegare. Anzi, ogni giorno sarebbe perfetto, perché io mi ricordo nelle vecchie partite che facevamo su SimCity, questa è una cosa molto importante. Tante persone si volevano unire, che avevano voglia magari di giocare e non potevano perché c'erano tante città della zona che erano occupate da delle persone che magari entravano, si fermavano, costruivano, non so, un paio di strade, lasciavano addirittura dopo qualche ora. Quindi se volete ragazzi entrare a giocare veramente, mi raccomando, come dire, siate costanti finché non realizziamo magari qualcosa di grande, magari la grande opera, qualcosa, cioè vedete di sfruttare la vostra città al massimo, magari non entrare, costruire qualcosina e uscire solo magari per provare la mappa. Quindi sicuramente è una cosa importante, perché tante persone magari che vogliono giocare poi non riescono a entrare perché la mappa è già piena. Quindi mi raccomando, tutti i giocatori che vogliono entrare devono essere attivi e magari sì, appunto attivi per continuare a crescere, perché sennò poi la regione diciamo si ferma e vanno avanti solo 2-3 città quelli che giocano. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare. Innanzitutto analizziamo le nostre potenzialità. Abbiamo potenzialità a livello di estrazione, a livello di raffinazione e estrazione del greggio, importantissimo. Ecco qua ci sono 2 grandi pozzi petroliferi. Vediamo se sono ecco, sono sovrastati. Quindi io direi di sfruttare il petrolio in basso e il carbone in alto. Ok, vediamo di sfruttare ragazzi più che altro il carbone come combustibile per l'energia elettrica per il momento.
Vediamo un po'. Hanno aggiunto, come ben sapete, le due centrali, una a fusione e l'altra a onde. Purtroppo quella a onde non ci serve perché non c'è il mare, ma non si può avere tutto. Quindi innanzitutto io i 50.000 dollari che ho disponibili li utilizzerei qualcosa di interessante. Allora, non è che mi ricordo perfettamente tutte le strategie possibili e immaginabili che avevo una volta, però vediamo di iniziare con questa strada a bassa densità da questa parte. Vediamo innanzitutto dov'è l'acqua. Siamo fortunati, l'acqua è una cosa importantissima da sfruttare in questa mappa, quindi fino all'ultima goccia. Partiamo di qua fino a questo punto, vediamo di prelevare immediatamente dell'acqua. Partiamo subito, vediamo di sfruttare, ragazzi, immediatamente questa zona, perché c'è anche dell'acqua da questa parte, anche laggiù. Non siamo messi male, nonostante sia un deserto, però c'è un po' d'acqua, quindi vediamo di prenderne un po' qui. Perfetto. Vediamo di buttare un po' i rifiuti, come dire, le acque reflue dove possiamo concentrarle. Qui c'è acqua, che è sicuramente importante. Io magari dedicherei questa zona alle acque reflue, magari, ecco, tutta questa zona qua sotto, visto che non c'è niente di che. Ecco, in questa zona qua c'è un po' d'acqua, ma questa zona magari la potremmo dedicare alle acque reflue. Sì, infatti. Per quanto riguarda poi l'elettricità, per adesso non abbiamo niente, dobbiamo collocare per forza la centrale eolica, dovremmo salire lassù, però con calma. Allora, tanto un po' d'acqua c'è. Vediamo di iniziare a collocare le prime abitazioni. Una cosa che sicuramente devono migliorare su SimCity è, come dire, riconoscere qual è il tetto massimo di espansione di ogni casa. Ok. Vediamo di metterci. Perfetto. Mi ricordo che qua appunto non è possibile collocare nulla. Si stanno già trasferendo delle persone. Più che altro però vorrei... Quanto costa una strada fino a là sotto? Ok, vabbè, spendiamoli questi soldi, ragazzi. È importante perché questa cosa va fatta adesso. Allora, vediamo di gettare immediatamente qua le acque reflue. L'impianto, anzi, delle acque reflue. Benissimo. Ci sono già problemi di energia elettrica, come potete vedere. Abbiamo un'ottima... La centrale, vediamo di collocarla. Sì, mettiamola qua. Perfetto, qua andremo ad aggiungere altre cose. Perfetto. Non è che voglio sfruttare l'energia elettrica, l'energia eolica al massimo, voglio solo sfruttarla per il momento. Quindi abbiamo ancora 22.000 dollari. Adesso continueranno ad arrivare le persone. Intanto un'altra strada da questa parte. Seguiamo un attimino. Perfetto. Mi ricordo ancora come si fa. Perfetto, avevo il dito pronto. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Facciamo adesso una parabola fino a questo punto. Tiriamo una linea retta e uniamoci con questa zona. Vediamo di sfruttare questa zona per quanto riguarda i negozi. Faremo, ragazzi, le zone commerciali con degli archi magari di parabola. Ecco qua. Benissimo. Serve un municipio, ovviamente. Vedremo di collocarlo immediatamente in una zona idonea. Il municipio, mi ricordo, doveva essere accompagnato da una zona abbastanza libera, perché dovevamo costruire i vari potenziamenti. Mettiamolo qui. Continueremo a procedere con degli archi di parabola. Perfetto. Battezziamo la nostra città. Va bene, per adesso questo nome va bene. Ok. Va bene, un attimino. Intanto le case stanno proliferando sempre di più. Volevo costruire qualche fabbrica. Più che altro vediamo da dove soffia il vento. Ho sbagliato un bel po'. Allora, ho sbagliato forse. Vediamo un po'. Era meglio forse guardare immediatamente da dove veniva il vento. È una cosa che non ci ho pensato, però possiamo rimediare, ragazzi. Allora,
vediamo un po'. Se il vento soffia così, necessariamente le case dovevano stare in questa zona, magari più in alto. Vediamo un po'. Potrei invece, sì, sfruttare perfetto come dire, la città, farla evolvere su questa zona, farla salire di qua e magari, come dire, iniziare a costruire le industrie da questa parte in modo tale che non danno fastidio a nessuno. Certo, possiamo fare così, sembra la cosa più adatta. Vediamo di tirare un'altra bella strada. Certamente questi confini vanno tirati. Bene. E adesso ci tiriamo un piccolo recinto per le nostre industrie momentaneamente da questa parte. No, 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 non tutta questa zona. Come si fa a toglierle? Rimuovi, rimuovi, rimuovi. No, no, solo qua volevo dire. Perfetto. Sì, sì, una cosa piccola per adesso. No, non va. Distruggiamo questa strada. Qua i soldi non me li ridanno, però devo stare attento. Perfetto. Ok. Impianto industriale. Pure da questa parte. Benissimo. Aumentiamo la velocità. Allora, abbiamo acqua. Abbiamo anche la nostra energia. Perfetto. Abbiamo la sezione per gli scarichi. Allora, la città, visto che il vento tira in quella maniera, la faremo così. Qui sfrutteremo il petrolio con tutte le industrie magari qua in basso, fino a questo punto. Qua la nostra piccola zona di città che salirà fin sulla montagna e continuerà qua su. Il carbone, ovviamente questa, ragazzi, è una città, come dire, che ha queste risorse, quindi non possiamo pretendere inquinamento zero. Certamente cercheremo col passare del tempo di limitare l'inquinamento con vari filtri, però l'essenza di questa città è principalmente l'attività mineraria e petrolifera, quindi dobbiamo sfruttarla al massimo, non possiamo limitarci, perché se ci limitiamo in questo non abbiamo più niente. Cioè la città è nata sotto questo aspetto, quindi dobbiamo necessariamente sfruttarlo. Le fabbriche già iniziano a buttare fuori qualcosa, sono in questa zona, sono lontane dalla popolazione per adesso, quindi siamo a posto. Già iniziamo a guadagnare qualcosa, abbiamo nuovi negozi pronti a nascere. Vediamo se possiamo, ecco una strada, ecco per esempio, ragazzi, io qua andrei già a mettere un piccolo paletto perché sfrutterei questa zona per salire su. Ecco, quindi io collocherei già questa strada per farmi capire magari anche nei prossimi gameplay di sfruttare questa zona per salire, perché salire di qua lo vedo un po' impossibile. Cioè si può salire, ma è una cosa, cioè, come dire, forzata. Le macchine qua come minimo devono essere tante hammer per riuscire a scavalcare questa zona, o addirittura passare sotto e poi sopra. Non mi ricordo come si faceva. Com'era? Non mi ricordo, forse con la M era, o la N. Ecco, infatti potremmo fare una galleria. Com'è? Una galleria, no, infatti. Niente. Perfetto. Allora, vediamo un po' di andare a costruire qualche altra cosa. Perfetto. Vediamo di ampliare ancora le strade. L'acqua fino a che punto era disponibile, quindi andiamo a, come dire, perfetto. Andiamo, ecco, facciamo una cosa più intelligente. Rimuoviamo questa strada e disegniamo la frontiera della nostra zona colma di acqua. E voglio disegnare però a mano libera, io non voglio la guida. Niente, non mi fa disegnare a mano libera, devo seguire per forza una... Ecco fatto. Così, ragazzi, riusciremo a tenere sotto controllo la zona dell'acqua. Va bene. Vediamo adesso di continuare a espanderci. Una linea retta fino a questo punto. E dopo vediamo un po' con un arco
solito di parabola. Vediamo di fino a dove si espande il municipio. Come si faceva? Potenziamenti, non mi ricordo. Dove si vedono i potenziamenti? Non mi ricordo. Vabbè, vediamo adesso di fare così. Teniamoci un po' larghi. Molto bene, tutte zone residenziali. Ci fermiamo qui, ragazzi, e cercheremo di procedere dall'altra parte. Il petrolio. No. Già, no, non va bene. No. Sono andato troppo oltre. Via. Via questa. Ah, ecco, perfetto. Il comune si espande fino a quella zona. No. Questa è tutta una zona che dobbiamo. Pensavo di procedere. Sì, dobbiamo chiudere prima. Quindi vediamo un po'. Così. Non possiamo chiudere. Tagliamo così. No. Tagliamo un attimo così. Perfetto. Allora, fino a qui possiamo sfruttare. Ma qua il municipio, vabbè, lo espanderemo di là. Non c'è spazio, dobbiamo costruire così. Allora, benissimo. Queste case mi sa che li dobbiamo buttare giù, purtroppo. Via. E con i prossimi soldi, ragazzi, vedremo di impiantare immediatamente la nostra nuova attività petrolifera. Petrolio. Perfetto. Allora, iniziamo a definire il confine. O forse già potremmo iniziare a estrarlo in questa maniera. Già possiamo farcela. Dobbiamo sfruttarlo fino all'ultima goccia. Quindi io qua lo costruirei qui. Perfetto. Anzi, più di una forse se ne possono fare. Sì. Lo facciamo qua. Quanto costa? 37.000. Ma che siamo pazzi? Va bene, 37.000. Le persone stanno arrivando sempre più. Molto bene, l'energia basta. Il problema è che poi avremo bisogno anche di un'altra centrale. Ah, più che altro gli aggiungiamo adesso un'altra pala eolica. Eccola qua. La aggiungiamo qua. Anzi, ne aggiungiamo 3. Perfetto, così siamo tranquilli. L'energia è in eccesso e possiamo sfruttare la nostra attività petrolifera, che richiederà non so quanta energia, però sicuramente una paletta non basta. Ah, e adesso iniziano i problemi, la criminalità, l'ospedale, tutto il resto. Vediamo già come vanno, morti al giorno 0, per adesso non ci sono crimini. Molto bene. Ok. Le tasse vanno bene, potremmo continuare così. Qua le fabbriche vanno bene, vediamo come vanno le persone. Allora, gli industriali vanno bene, le persone vanno bene e tutto va bene per adesso, ragazzi. Quindi io, ragazzi, mi fermerei qui per quanto riguarda il video. Continueremo nella prossima avventura. Questo è un video solo per gettare, diciamo, l'annuncio che la regione è aperta e che potete immediatamente iniziare a costruire. Non mi fate, ragazzi, regali, mi raccomando. Regali che... Cioè, io mi ricordo persone che giocavano 10 ore di fila, avevano 1 milione di Simleon, quant'era? Me lo regalavano e io già avevo... Cioè, se mi dovete fare qualche regalo, non me lo fate con i soldi, diciamo. Magari mandatemi qualche auto di pattuglia, qualcosa così, ma non cifre proprio enormi che avevo già terminato, potevo costruire di tutto. Quindi, davvero, non mi fate regali immensi di soldi. Ci vediamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.